Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Questa sera abbiamo due ospiti, nella prima parte avremo un ospite molto importante che viene a trovarci spesso, ma ci parlerà appunto di quello che sta succedendo, di quello che farà la Regione Veneto per tutti gli imprenditori, e poi nella seconda avremo il rettore della Basilica del Santo, visto che fra 2 giorni è Natale, Olivero Svanera, che ci racconterà come stanno vivendo questo momento e come sta vivendo la Chiesa questo particolare momento. Allora presento già l'ospite, lo saluto, buonasera Roberto Marcato, come va? Tutto bene? Benissimo, grazie, intanto grazie per l'invito. Attività produttive del Veneto, delle volte vedendoci spesso dimentico anche la presentazione ufficiale che è corretta fare. Non c'è problema. Ci siamo visti poco tempo fa, sembrava che le cose andassero bene, invece un disastro. No, questo è un virus che non demorde. Vediamo cosa sta succedendo anche negli altri paesi. Cioè, la Germania fa un lockdown totale dal 14 di dicembre al 10 di gennaio, la Francia di fatto ha chiuso, e anche quei paesi che avevano fatto della libertà, chiamiamola così, una bandiera, hanno dovuto chiedere scusa ai cittadini, come la Svezia. Certo. Però devo fare una postilla, adesso non è... Il Veneto, che è stata una regione nella precedente buttata di virus virtuosa, straordinaria, un lavoro incredibile, in questo periodo è da 17 giorni che siamo la regione che ha più infettati, più morti di tutta Italia. Come mai secondo lei è successo questo? Quando dovevamo essere già... È successo perché siamo rimasti, come tanti dicono, zona gialla, non siamo diventati rossi perché bisognava giustamente anche far vivere le aziende, le attività. C'è un motivo particolare, perché solo noi siamo indiscutibilmente quasi, non come la Lombardia ci mancherebbe, però anche ieri più di 150 morti, insomma, mica poca roba. Allora, intanto chiariamo alcuni elementi. La colorazione della regione è decisa esclusivamente dal governo. Però le interrompo, però se il presidente Zaia chiama e dice a Conte, caro Conte, guarda che qui siamo messi male, chiudiamo tutti, presumo che Conte gli dia retta un po'. No, perché hanno deciso di adottare un metodo. Il metodo prevede una serie di parametri secondo i quali uno finisce nella zona gialla piuttosto che arancione piuttosto che rossa, e sono solo ed esclusivamente quei parametri scientifici costruiti dall'Istituto Tecnico Scientifico che determinano la colorazione. Punto. Questo è scusa, perché sennò altrimenti, e questo viene passato al governo, e il governo, con una decisione che poi è politica, decide, valutando i parametri, se tu sei in zona, a prescindere dalla volontà dei presidenti di regione. A prescindere dalla volontà. No, perché altrimenti sembra che siamo in zona gialla perché Zaia abbia voluto la zona gialla. Non c'entra niente. Sto chiedendo, è tutto giusto, Roberto Marcato, però io le faccio le domande, faccio l'avvocato del diavolo e dice tutto giusto, ci sono i parametri, quanti ovviamente malati Covid l'ospedale può ricevere, terapie intensive, tutto vero quello che dice, non fa una piega. Però io dico, sono il presidente, chiamo Conte e dico, senti caro Conte, guarda che qui nel Veneto ci sono 150 morti al giorno, c'è più di 100 morti al giorno di media, 5.000 infettati di media. Niente, perché, sto chiedendo, non perché ascolta. I parametri prevedono il rapporto tra tamponi e positivi, il rapporto fra popolazione e morti, il rapporto fra popolazione e terapie intensive, il sistema sociosanitario, insomma sono n valutazioni che vengono fatte dall'Istituto Tecnico Scientifico e punto e basta, e quelli non sono allora perché adesso indiscutibili. perché da domani siamo rossi?
Perché è rossa tutta Italia? Sì, ma perché se una regione ha un parametro... No, tutta Italia è rossa domani. Sì, no, ho capito. Domani tutta l'Italia è rossa. Evita, ma sì, però se, ipotesi, una regione anche in questo frangente i numeri erano migliori, non poteva rimanere, hanno cercato per evitare che arrivi la terza ondata, come dicono. Hanno fatto questa scelta perché in realtà le previsioni fatte dal governo a settembre sono state purtroppo smentite dai fatti, e quindi di fronte a questo, di fronte al fatto che ci sono regioni che sono collassate da un punto di vista sanitario, noi non siamo tra quelle, il governo ha deciso di fatto di chiudere con un lockdown. Mi viene anche questa domanda, ma allora il governo sbaglia, sempre il governo comunque, nella prima ondata quando il Veneto è andato bene è stata brava la regione, nella seconda sbaglia il governo? No, ma guarda, io non sono, lei se mi ha un po' seguito, io non ho fatto grandi polemiche con il governo, anzi, devo dire che ho trovato anche degli interlocutori con cui ho avuto modo di condividere delle considerazioni che poi hanno trovato anche ristoro in provvedimenti amministrativi e governativi, quindi da questo punto di vista non c'è questo intento da parte mia. Io però, come dire, io avrei fatto altre cose, intanto avrei evitato di dire a settembre chiudo oggi per non chiudere il Natale. Io avrei detto, perché adesso invece abbiamo chiuso prima e abbiamo chiuso che il Natale. Perché la comunicazione è importante. Ecco, e quando tu sbagli comunicazione, ingeneri nel cittadino che ti ascolta. Quando va tutto bene, ansia. Se va male, una contrazione sociale ed economica pericolosissima. Perché basta una frase sbagliata per vedere disdire 200 prenotazioni in un albergo, quindi bisogna stare molto attenti. La comunicazione, lui ha scelto Casalino, su cui ognuno può avere le sue cose, io avrei scelto qualcun altro, ma insomma la comunicazione è importante. Io per esempio mi sarei concentrato molto di più durante l'estate sapendo che sarebbe arrivata la seconda ondata, a strutturare meglio il socio-sanitario. Invece abbiamo dovuto assistere per giorni e giorni e giorni a diatribe se i banchi a rotelle dovevano avere 4 gambe o 3 o 2 o 1, e se i pattini dovevano essere, ragazzi, abbiamo parlato di monopattini con la gente che moriva. Allora, evidentemente c'è stato un errore di sottovalutazione. Dopodiché noi avevamo la percezione che il virus fosse ancora molto presente da noi, e se vi ricordate noi abbiamo fatto 2 cose quando hanno decretato la zona gialla. Abbiamo detto, 1, va bene la zona gialla perché ci consente una mobilità maggiore e una economia maggiore, però vi chiediamo gli stessi ristori che date alle categorie in zona arancione anche in zona gialla, che pagano tanto quanto quelle arancione. Abbiamo chiesto questo. 2, il Presidente Zaia ha detto, a me non basta la zona gialla perché sento che c'è pressione, e ha fatto una zona gialla plus, adesso con ulteriori restrizioni. La devo aggiungere. È tutto vero anche quello che dice Roberto Marcato. Nei fatti no. Però un Presidente di una regione ha un potere enorme, e nel decreto che ha fatto il governo dice, io governo ti faccio questo, come ha detto giustamente lei, le zone gialle, la regione rossa, però tu Presidente di una regione, se reputi, puoi aumentare. Infatti. E non è stato aumentato però da noi, non è stato chiuso, è rimasto sempre giallo. Attenzione. È rimasto sempre giallo Roberto Marcato. La frase sua è, potevate chiudere di più, e noi abbiamo chiuso di più. Non abbiamo noi fatto un lockdown, perché quando la comunità scientifica ti dice di non farlo, non è che tu puoi prendere decisioni così, perché chiunque potrebbe a quel punto là denunciarti. Io ti denuncio e dico, siccome la comunità scientifica ha detto che io posso andare da mia madre o dal mio parente disabile in struttura a trovarlo, e tu non me lo consenti, mi ti denuncio per sequestro di persona. E se invece succedono 150 morti al giorno e 5.000 infettati? Ma la comunità scientifica ti dice che quell'atteggiamento che tu stai usando è corretto. Noi, per eccesso di zelo rispetto a quello che aveva detto la comunità scientifica, noi abbiamo aggiunto delle restrizioni ulteriori, tanto che, se vi ricordate, ci sono state le polemiche del perché noi chiudevamo di più rispetto al giallo.
prima del giallo, andate a vedervi tutti quello che si diceva nei social, dicevano vogliamo restare in zona gialla. Una volta che siamo arrivati in zona gialla, qualcuno ha detto era meglio andare in zona arancione. Adesso che siamo in zona rossa, era meglio essere in zona rossa da gennaio. Allora rendiamoci conto di una cosa, su sta roba qua non c'è nessuno che sa esattamente che cosa fare, nessuno, né il Premier né Zaia, nessuno, perché è una roba enorme, c'è solo la consapevolezza, la capacità, l'intelligenza e la sensibilità di prendere decisioni che siano quanto più utili alla comunità che rappresenta. Lei è molto obiettivo ed è per questo che io non do colpe a nessuno. Io guardando e osservando quello che sta accadendo non do colpe né al governo né alla regione, nessuno, perché è una cosa che è inaspettata. Però non vogliamo chiamarle colpe, chiamiamole distrazioni pesanti. Però distrazione potrei dirla. Io da ottobre fino ad agosto io ho lavorato giorno e notte perché mi andavo in letto e mi domandavo cosa posso fare per dare una mano alle mie imprese, cos'è che posso fare, e io ho lavorato per far quello, ho trovato risorse che non si trovavano, ho raschiato il barile del bilancio, ho battuto cassa in Europa e a Roma e ho fatto un piano importantissimo cioè, io non mi sono messo là a discutere con i miei colleghi assessori se dare contributo Europa ai monopattini, cioè, queste sono sciocchezze pericolose, perché se la casa brucia e ti preoccupi di annaffiare i fiori, ho capito, ma i fiori ho capito, guarda la casa brucia però. Aspetti Roberto, questo è il problema. No, ma se è un problema di ristori, do perfettamente ragione. Punto. Io stavo parlando sotto il profilo sanitario, poi sotto il profilo di storia ne parliamo perché lei si è adoperato per la regione Veneto e il popolo, il popolo veneto lo ha riconosciuto nei suoi confronti e alla grande, lei sa benissimo quanto è amato dai veneti, ma io è inutile che poi mi dicono che sono un ruffiano nei suoi confronti, lo conosco. Io stavo parlando sotto il profilo sanitario. Certo. E dico, sotto il profilo sanitario il Presidente della Regione Veneto poteva essere anche più decisivo e dire, fermo, chiudo tutto, questo volevo dirle, non capito? Poteva farlo come un potere enorme. Attenzione, il governo stesso gli ha detto puoi inasprire, rimanendo sul quello che voleva. No, non è vero, no. Guardi, attenzione, perché i DPCM sono DPCM. E non sono modificabili nemmeno dal Presidente della Repubblica. Cioè, immagini lei che cos'è un DPCM? Mio firmo, non parla nessuno. Rispetto al DPCM io posso inasprire, ma rimanendo nel solco. Cosa vuol dire inasprire? Che ne so, il DPCM dice chiusura fino alle 6. Chiudiamo alle 6 i bar. Sì. Io posso dire no, li chiudiamo alle 5. Ma non posso dire chiudiamo tutti i bar, per sempre. Perché ti dice, ma guarda che ti fai a responsabilità tua, perché la comunità scientifica ci dice che i bar possono rimanere aperti un quarto d'ora al giorno. Mi togli un quarto d'ora al giorno, è una responsabilità tua basata su che cosa? Sto chiedendo, siccome io le spiego e molto probabilmente lei me lo spiega perfettamente, il governo dice, ok, io faccio il DPCM, poi dico ai presidenti delle regioni, voi potete inasprire, fino a dove può un presidente della regione inasprire? Può dire io chiudo il bar a mezzogiorno, faccio un esempio. Sì, ecco, a mezzogiorno sì, cioè mezzogiorno, il DPCM dice mezzogiorno e noi facciamo 11:15. Ecco, questo lo può fare, ma non può dire chiudi per tutto, perché soprattutto, come diceva lei, nel tema sociosanitario, il Presidente non è il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico. Per cui mentre io a un certo punto, io prendo le categorie economiche, le ascolto, emerge, dico una sciocchezza, emerge a tutte che sarebbe giusto fare un bando a 10 milioni di euro per chi che fa i tacchi per scarpe. Diciamo una sciocchezza così. Mi dico, sì, ma sapete cosa vi dico? Mi invece do metà a qui che fa tacchi e metà a qui che fa appunto le scarpe. È legittimo. Il Bronto, i vostri giornali a dire Marcato non capisci niente, ma è legittimo. Se io ti dico invece, attenzione, perché c'è un'evidenza scientifica che se tu non chiudi i bar del centro ci sarà una recrudescenza del virus del 50% e tu non lo fai, dite che è una responsabilità personale, penale, sociale, politica, amministrativa enorme. Così come il contrario, se mi ti dico, attenzione, non c'è evidenza scientifica che a Triveneta ci sia il virus.
Mi viene qua e dico, Sarro Triveneto. Ma come mai il Presidente... E quando Triveneto dice, oh ma mi pare che dico la certificazione che qua non c'è niente e che posso rimanere aperto. Capito, secondo e come mai il Presidente della Regione Campania chiude le scuole? Faccio un esempio. Lui ha deciso, io chiudo le scuole, tempo addietro, chiudo le scuole, io le chiudo. Il governo aveva fatto noi avevamo DPCM. proposto, lei si aveva preso questa decisione. No, ma noi avevamo proposto. Allora può dico un Presidente fare allora questo? Noi avevamo proposto una cosa. Ad agosto, nella Commissione Trasporti, noi avevamo chiesto al governo due cose. La prima, facciamo da settembre il 50% di capienza nei trasporti pubblici, in modo da ridurre del 50%. Certo. Due, siccome una grossa fetta di trasporto pubblico è sulle scuole e siccome più siamo dentro una stanza, maggiore è la possibilità di contagio, facciamo la didattica a casa. Questo l'abbiamo proposto come regioni. La risposta? Arriva il decreto a fine agosto che dice 80% di trasporto pubblico, quindi 30% di più, e didattica in presenza. Decreto. Tino, tu puoi dire no, mi messi a giocare. No, è decreto che decide. Ma allora per questo le dico che anch'io non voglio parlare di colpe, lei ha ragione. Però come le vogliamo chiamare? Lo sa Marcato cosa penso, io lo dico veramente, continuo a dirlo anche. Cioè quando noi ti chiediamo di lasciare i ragazzi a casa subito, a me piacerebbe, perché non lo facciamo? A me piacerebbe, Marcato, che è una cosa, mi sembra di averlo già detto, non vorrei essere ripetitivo, perché quando uno è ripetitivo non dicono che diventi vecchio, però mi sarebbe piaciuto, ma è una cosa improponibile la mia, che in un momento come questo, di una pandemia che è una pandemia sconosciuta a tutti e più e a molti, la politica italiana, indipendentemente dalla parte, per una volta fosse unita e avesse raccolto su un tavolo opposizione, chi governa, e cercato una soluzione per far stare bene gli italiani. Io avrei pensato questo, magari è sbagliato il mio pensiero. No, ma il suo pensiero non è sbagliato, anzi. Però questa visione, come dire, molto, molto dolce, molto natalizia, no, dolce. Nei fatti, in un paese come il nostro, dove la Costituzione è stata costruita sulla legge dei contrappesi, in modo tale che nessuno mai possa prevalere su qualcun altro. Ma non di fronte a una guerra, dove noi siamo Marcato, non di fronte a una guerra. Popolo, siamo un popolo emotivo. Ma non di fronte a una guerra. Ma non c'entra, Cioè, noi abbiamo trovato un unico momento nella storia, l'unico momento della storia di questo paese malandato, dove si sono messi attorno al tavolo i costituenti e, a prescindere dall'appartenenza politica, hanno scritto una Costituzione che è un testo straordinario. È stato l'unico momento, ma però eravamo talmente devastati e talmente senza futuro che là costruivi il futuro. Vede che in un momento difficile e ragionando in un tavolo e su un tavolo i padri costituenti sono riusciti, come ha detto lei, a fare una Costituzione italiana, magari con qualche piccolo mondo. Però mettendosi insieme delle volte si riesce ad raggiungere. Guarda, io le dico una cosa, io ho il dubbio fortissimo che se nel dopoguerra ci fosse stata la TV e i social, quella Costituzione non l'avremmo mai scritta. Mai fatta. Può essere, potrebbe essere. No, io dicevo perché per questo... No, quello che dice sarebbe bello, è che come siamo noi, non è possibile. Allora io ho smesso di rincorrere questa io reputo una chimera. E piuttosto dico, chi governi, si assuma fino alla fine, fino al 100% le proprie responsabilità, e chi è all'opposizione faccia l'opposizione. La Merkel, che ha deciso un lockdown pesante, lei ha convocato i lender, mi fa fare e questi qua ha detto va bene, ma perché i lender dicono che sono le regioni con poteri 100 volte rispetto alle regioni italiane, perché là sono federali? Perché gli ha detto va bene? Perché Marcato, è credibile. Mi fa fare delle domande a ogni suo ragionamento, mi verrebbe da interromperlo, chiedo che sono maleducato, chiedo che scusa, perché altrimenti poi non ha senso la mia domanda. Se lei dice chi al governo governi, chi all'opposizione fa l'opposizione, allora perché l'opposizione dice ma il governo non ci ascolta oggi? L'opposizione dice, l'opposizione in Salvini, Meloni, Berlusconi dice noi siamo andati al governo, non ci ha ascoltato. Lei invece mi dice no, il governo deve decidere. Dove sta la verità? La verità sta esattamente in questo, che il fatto che il governo governi e l'opposizione faccia opposizione non vuol dire che devono essere due elementi a sé stanti. Questi due rappresentano
assieme rappresentano il popolo italiano. Allora, come abbiamo fatto noi adesso, abbiamo chiuso il bilancio ieri della Regione Veneto, io stesso, sollecitato dall'opposizione su alcuni temi, io ho detto, sì, mi pare interessante. Sai cosa ti dico? Accolgo il tuo emendamento. Perché? Mi pare interessante. Certo. No, perché? Allora, quello che si deve fare è questo. Se l'opposizione ti dice, guarda che sarebbe opportuno stanziare 100 euro per aiutare i bambini ad acquistare, sto dicendo una sciocchezza ovviamente. Sì, certo. E, insomma, e questa è una cosa che dalla maggior parte dei cittadini è reputata giusta. Tu governo hai l'obbligo di accogliere, ma la linea di governo, le decisioni pesanti, le decisioni strategiche spettano a te. Adesso per esempio c'è il tema del recovery fund. Il recovery fund, quello deve essere costruito ascoltando anche l'opposizione, ma non perché l'opposizione sia più brava, ma perché rappresenta l'altra parte di popolo che non ti ha votato, ma è pur sempre un popolo che lavora, che soffre, che gioisce, che compra, capisci? Quindi questo è il tema. Condivido perfettamente questo. Però a me piacerebbe proprio i tavoli dove ci vogliamo tutti bene, è impossibile. No, non è dove ci vogliamo. Sul recovery fund io farei davvero un tavolo mettendo insieme qualche testa dell'opposizione e qualche testa della maggioranza e che trovassero, perché è successo in altri ambiti, e trovassero una complementarietà. Ovviamente, ma io direi anche, ragazzi, che ne so, facciamo che sia 100 il recovery fund, 70 lo decidiamo noi, 30 lo decidete voi, non lo so, lo troverei, ma io farei questo, perché il recovery fund riguarda non l'Italia di oggi, perché molti di pensare che il recovery plan serva per gestire la pandemia. No, riguarda l'Italia dei prossimi 20, 30, 50 anni, e allora è giusto che siano tutti i protagonisti a rappresentare e come fare la nuova cosa? Sono d'accordo, io non ho detto vogliamoci tutti bene, perché per raggiungere un obiettivo ognuno giustamente ha la propria strada e io non ho nella vostra azienda ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha il suo ruolo. Io ho detto solo in una pandemia che nessuno ha conosciuto. Quando ho fatto questo ragionamento nel cappello iniziale ho detto questa è una malattia marcato che nemmeno i grandi scienziati la conoscono per bene, certo, arrivano mutazioni, non arrivano, bravissimo, e quindi in virtù di questo, ecco, per questo motivo dicevo, in un tavolo tutti assieme si poteva raggiungere l'obiettivo, solo in questo, perché qui c'è la salute di tutti, qui non stavamo parlando di il futuro, qui stavamo parlando delle vite umane che muoiono tutti i giorni, e in questo caso mi sarebbe piaciuto che tutti e tutta la politica sotto questo profilo. Sull'aspetto sociosanitario, questa cosa che dice lei viene un po' disinnescata dal fatto che c'è questo organo a terzo dell'istituto tecnico-scientifico certo, che dà le indicazioni, per cui ecco, io dubito che il comitato tecnico-scientifico abbia detto esempio, non preoccupatevi delle terapie intensive, preoccupatevi dei pattini. Io faccio fatica a pensare no, ma sono d'accordo con lei. Dopo queste sono scelte politiche. Certo, gli errori sono errori, su questo condivido, per esempio invece che spendere nei pattini non poteva spendere per i nuovi ambulatori per fare i vaccini. Sono d'accordo con lei su questo ragionamento. Ieri sera per esempio Salvini dice, io l'ho visto ieri sera che era porta a porta, dice teniamo aperti i negozi in questo periodo, apriamoli invece che chiuderli, perché nel chiuderli 2 giorni la gente va, che è anche un ragionamento corretto, se tu li tieni aperti 2 giorni solo, magari vanno tutti in quei 2 giorni, se tu li tieni aperto tutti i giorni, la folla diluisce. E il governo chiude, e allora la mia domanda è: dove sta la verità? Io posso dire teniamo aperto tutto e vanno tutti i giorni, abbiamo visto nelle città che hanno aperto il centro, cioè voglio dire anche fatica a trovare una soluzione. Perché purtroppo noi non abbiamo un cosiddetto benchmark di riferimento, non abbiamo una situazione analoga successa 10 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, cui tu, come dici, la prendo come modello e vedo di ispirarmi a quello. Qua ogni giorno tu devi ricalibrare le tue decisioni, perché fai un provvedimento che in teoria dovrebbe attaccare a tutti e si muove tutti. Deve correre ogni ora. Ogni ora. Cioè, hai fatto zona gialla, perfetto, Padova era piena così. No, fatta apposta, piena così. A Treviso, piena così. Adesso i sindaci hanno dovuto salare le città. Verona non ne ma parliamo. Anche là però, io francamente non me la sento non di prendermela proprio bene con i cittadini, nel senso che io so che vado un po' in controtendenza rispetto a tutti, ma pur avendo io il dovere di mettere le restrizioni, e lo faccio assumendomi la responsabilità, io capisco assolutamente chi va in strada, perché quello è l'istinto alla vita.
nostro, che è la stessa materia che ci consentirà, passato il virus, di ritornare a vivere con una nuova normalità e di ritornare ad essere grandi come eravamo prima. Allora, se noi uccidiamo quella spinta alla vita, attenzione, perché mentre un'azienda la posso anche ricreare, ma l'emotività, la passione, la voglia di vivere, la voglia di sbranare le giornate, quella se la perdi non la ritrovi più. Per cui attenzione, cioè io capisco i ragazzi di 17 anni che, devo dire tra l'altro, sono stati i più bravi, perché durante il lockdown, che rompeva le scatole in giro, ma erano i miei ragazzi di 15-16 anni, erano quelli che avevano 50 anni, 60 anni, 70 anni, 80 anni, che ti cattavi in giro, dici, ma devo fare la spesa, ma c'ho, me si scampa il cane, ma c'ho. I ragazzi, gli adolescenti, ligi tutti quanti a casa, una roba che sa di miracoloso. Cioè, penso a 16 anni casa. Guardi, le dico un segreto, dai 13 anni fino ai 27-28 io non sono mai rimasto a casa un sabato sera, mai, anche qua fuori vendevo via, cioè, perché quello è essere giovani e adolescenti. E dove andava? Io da piccolo avevo il motorino, andavo in centro paese, andavamo al bar in centro paese a giocare con... Faceva il bullo? No, ecco no, anzi, io non ho mai litigato fisicamente con nessuno. No, il bullo non vuol dire litigare, faceva la... No, il bullo no, diciamo che il bullo io ho sempre avuto la fortuna di avere, me lo dico da solo, insomma, una discreta simpatia e una certa fisicità, cioè mi sono sempre stato così. Per cui dicevo che anche sia ai medi elementari nessuno mi rompe le scatole, perché insomma era abbastanza una montagna. E poi avevo questo modo di fare comunque che era accattivante, per cui insomma, anzi io mi trovavo spesso e volentieri a difendere i miei coetanei o più piccoli dai bulli che ho sempre odiato. Li ho sempre odiati e li ho sempre costretti a essere messi in un angolo. Era il Bud Spencer della situazione. Sì. Dopo questo andiamo in pubblicità. Rivedete con noi tra poco.